Buonasera e ben ritrovati con il TG Flash di Noi Sicilia. Si registrano ritardi nelle definizioni di inchieste su violenze e abusi sessuali, con minori vittime in alcune vicende che avrebbero provocato in più di un caso la prescrizione dei reati. Per questa ragione la PM di Palermo Alessia Sinatra è stata condannata alla sospensione del servizio per 6 mesi. Un uomo di 70 anni questa mattina è andato a sbattere contro un palo della luce con la sua auto in via Messina Montagne a Palermo. La vittima si è provocata diverse ferite, non riuscendo a uscire con l'auto che rischiava di andare a fuoco. La Polizia di Stato di Catania ha arrestato il titolare di un bed and breakfast di San Cristoforo per detenzione e spaccio di droga. Il tutto è nato dal forte odore di cannabis percepito dagli agenti a seguito di una perquisizione dell'auto del soggetto. Dopo i discorsi arriva anche l'ufficialità. Cristiano Lucarelli è il nuovo allenatore del Catania. Nel pomeriggio ha diretto il primo allenamento per poi rispondere alla stampa dalle ore 18. Adesso sta a lui risollevare le sorti rossazzurre. Continuano le giornate soleggiate in Sicilia. Per domani 15 novembre 2023 non si prevedono piogge. Le province siciliane più calde risulteranno essere, secondo le previsioni meteo, Catania e Siracusa, con massime rispettivamente di 27 e 28 gradi. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà domani alle 13:30.